Sale a 15 il numero dei contagiati nel Cosentino, ai 9 di ieri se ne sono aggiunti altri 6, tra questi c'è anche una bambina. Protestano i cittadini della zona industriale di Dipignano, qui quando piove viviamo nella paura. Il neosegretario nazionale della UIL mobilita il sindacato calabrese e ci attende una grande sfida. L'ex presidente della regione torna in campo e lancia la sua fondazione Frecciata al PD e Senza Idee. Avevano costruito un bunker per curare indisturbati la piantagione di marijuana. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, lo avete sentito anche dai nostri titoli, ci sono 6 nuovi contagi nel Cosentino, il focolaio nell'area urbana Abruzia conta in totale 15 persone, alle 9 di ieri se ne sono aggiunti altri 6, individuato anche il paziente 0, intanto i sindaci di Castrolibero e Cosenza, dove risiedono le persone affette da coronavirus, ne hanno disposto l'isolamento e seguono da vicino, in costante contatto con l'azienda sanitaria provinciale, l'evolversi della vicenda. Vediamo. 6 nuovi casi di coronavirus nel Cosentino, tutti appartenenti alla comunità senegalese. Si tratta di una famiglia di 5 persone residenti a Castrolibero e di una bambina di Cosenza. Il sindaco di Castrolibero, Giovanni Greco, informato dalla task force dell'ASP, ha fatto sapere che il nucleo familiare è in isolamento e che l'amministrazione ha attivato le previste procedure. Secondo quanto si è appreso, i contagiati sono asintomatici, con i 6 positivi di oggi. In totale i casi riconducibili al focolaio nell'area urbana salgono a 15. La task force dell'azienda sanitaria provinciale al lavoro per ricostruire quella che in gergo si chiama catena dei contatti ha individuato il paziente 0, un uomo tornato dalla Senegal 10 giorni fa dopo un breve viaggio nella sua terra d'origine. La domanda è: possibile che nessuno abbia controllato, eppure ha attraversato aeroporti in paesi diversi? Ancora, l'uomo si è registrato al sito della regione Calabria, sono scattati i controlli, intanto si è in attesa dell'esito di altri 50 tamponi. C'è un monitoraggio continuo, c'è anche un rapporto continuo fra l'amministrazione comunale e il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria. Ringrazio il dottor Marino per questo, attraverso la Polizia Municipale, anche grazie alla mediazione di Ibrahim, che è una persona della comunità senegalese che ci ha aiutato anche a contattare le persone che potevano essere state in qualche modo in contatto con i soggetti positivi. Abbiamo allargato il raggio anche delle attività di controllo e dei tamponi che sono stati eseguiti in questi giorni e che andranno ancora eseguiti, allargando ancora di più la platea delle persone che potrebbero essere venute a contatto anche occasionalmente con i soggetti positivi. È chiaro che oggi bisogna stare sempre più attenti, non è vero che il virus non c'è in giro, c'è. Quel focolaio lo dimostra e quindi le persone devono comunque continuare a rispettare quelle che sono le prescrizioni minime che comunque ci mettono al sicuro. E intanto vediamo qual è la situazione in Calabria. I dati sono quelli del bollettino regionale, vediamo. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 106.677 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.231, più 5 rispetto a ieri. Quelle negative sono 105.475. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 2 in reparto, 1 in isolamento domiciliare, 183 guariti, 33 deceduti. Cosenza 10 in isolamento domiciliare, 435 guariti, 34 deceduti. Reggio Calabria 4 in reparto, 18 in isolamento domiciliare, 256 guariti,
19 deceduti. Crotone 2 in isolamento domiciliare, 113 guariti, 6 deceduti. Vibo Valentia 3 in isolamento domiciliare, 78 guariti, 5 deceduti. I 3 casi rilevati dal laboratorio dell'ASFO e di Reggio Calabria sono riconducibili allo sbarco di Roccella Ionica di sabato scorso. I 2 casi rilevati presso l'azienda ospedaliera di Catanzaro sono rientri da stato estero. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 7.855. Cambiamo argomento, c'è una protesta dei cittadini di Molino Irto Basso, zona residenziale e industriale di Dipignano, che sono preoccupati per i continui allagamenti. Le acque bianche non sono regimentate, ogni volta che piove causano danni. Imprenditori e abitanti si rivolgono al commissario del comune alle porte di Cosenza, temono che un eventuale nubifragio possa avere conseguenze drammatiche. Sentiamo. Ecco cosa succede quando piove in località Molino Irto Basso di Dipignano, una zona residenziale e industriale alle porte del capoluogo che anche in caso di precipitazioni ordinarie si allaga causando danni e disagi. Imprenditori e abitanti sono compatti nel chiedere interventi risolutivi che attendono da anni. Questo tratto qua è l'unico tratto stradale senza cunetta. Non è un'opera fatta da un privato, è un'opera fatta dalla provincia di Cosenza, quindi è la provincia che deve preoccuparsi di fare la cunetta e riversarlo poi nelle altre griglie. Il problema delle griglie, bisogna tenere manutenzione, non sta a noi tenerla come stiamo facendo, sta a tutte le amministrazioni, non solo quando dalle griglie poi l'acqua non si evapora. È bene che ci sia un'uscita e sta sempre alle amministrazioni individuare le uscite se qualcuno ha manomesso pozzetti, se qualcuno ha manomesso e ha interrotto percorsi d'acqua, non sta a noi stabilirlo. Esiste una documentazione scritta e fotografica con una raccolta firme, depositato nel periodo in cui le alluvioni hanno quasi cancellato 3 paesini della provincia di Cosenza. È stato depositato al comune di Pignano, è stato depositato ai carabinieri e alla forestale. Esiste una documentazione, perciò le amministrazioni sono al corrente. L'area dovrebbe essere tra le più servite, considerata la presenza di diverse aziende e attività commerciali, e invece, oltre ad avere problemi di distribuzione idrica e di metano, presenta questo handicap che fa stare col fiato sospeso i cittadini ogni volta che comincia a piovere. Io posso soltanto testimoniare che ho subito danni notevoli nel corso degli anni, perché dal 2016, quindi sono 4 anni che faccio comunicazioni al comune per poter eseguire un intervento con la massima urgenza, ma purtroppo a tutt'oggi, non ultimo 10 giorni fa, mi stavo di nuovo allagando. Quindi per ben 3 volte ho subito allagamenti sia ad immobili che erano stati affittati ad attività commerciali, sia a casa, perché purtroppo queste acque scendono con una violenza inaudita e arrivano fino a casa mia. C'è un progetto esecutivo, già un progetto approvato per eseguire dei lavori sia per allargare le griglie che sono qui all'incrocio e sia per realizzare anche delle cunette e incanalare le acque verso il fiume. C'è chi convive con gli allagamenti ed è costretto a riparare ciclicamente i danni e chi invece non ha alzato neanche la saracinesca dopo aver fatto un sostanzioso investimento. Ho fatto un investimento 2 anni fa dove non riusciamo a partire perché abbiamo problemi di acqua, ci siamo allagati già più volte e sinceramente siamo fermi perché non riusciamo ad andare avanti. Il problema è grave, l'acqua ci arriva anche quando non piove da noi, abbiamo sollecitato ma siamo abbandonati a noi stessi. La preoccupazione è che un eventuale nubifragio, circostanza che non si può escludere di questi tempi, possa provocare conseguenze gravissime. Dopo le sciagure cosa si fa? Si poteva fare prima, invece si deve fare subito, non si deve dire si poteva fare, si deve fare. Le autorità dove sono? Siamo abbandonati dal mondo. Speriamo che si possa dare risposta a questi cittadini. Prima uscita pubblica del neo segretario nazionale della UIL Bombardieri, che a Lamezia ha partecipato al Consiglio federale del sindacato regionale. Priorità agli investimenti. Queste le sue parole, sentiamo.
Il neosegretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri oggi in Calabria per partecipare al Consiglio confederale del sindacato regionale. Indica le priorità per superare la crisi. Noi continuiamo a chiedere al governo investimenti in infrastrutture perché è l'unico modo attraverso il quale noi possiamo riprendere lo sviluppo di questa terra. Le infrastrutture servono, parliamo di infrastrutture materiali, infrastrutture immateriali, la rete, i collegamenti, la possibilità di far venire le aziende e di far venire i turisti. Tutto questo sui bandi che in qualche modo stanno per essere fatti noi verificheremo che ci sia. Non solo infrastrutture ma anche sanità e lotta all''ndrangheta. È sicuramente un tema da affrontare, noi l'abbiamo posto quando ci siamo confrontati con il governo chiedendo una maggiore semplificazione nei rapporti con le banche e con i finanziamenti, sia per le piccole e medie aziende sia per i tanti lavoratori. Vorrei però sottolineare che in Calabria ci sono tantissime persone per bene e la stragrande maggioranza. Partiamo da questi. Tante le questioni ancora aperte in Calabria, ricorda dal canto suo Santo Biondo. I problemi della Calabria sono tanti ed importanti, nel senso dalla questione della sanità, dalla questione delle infrastrutture, il porto di Gioia Tauro, la rivisitazione di una spesa pubblica calabrese che non va, c'è un bilancio regionale fuori controllo, ci sono il mondo della partecipazione che va ordinato, c'è la questione del lavoro, un lavoro di qualità che non può essere precario ma deve essere un lavoro stabile e duraturo, ci sono tanti giovani che stanno andando via, quindi ci sono tante questioni che vanno affrontate, bisogna stabilire le priorità. Purtroppo dobbiamo dire che la politica sta dimostrando in Calabria, anche questa maggioranza, di non aver compreso qual è il reale momento che sta attraversando la nostra regione. Nel corso dell'incontro c'è poi spazio per un toccante omaggio a Bonaventura Ferri, dirigente della UIL, vittima del Covid. Lo ricordiamo come un grande lavoratore, una grande persona che ha lavorato con noi sui principi e sui valori su cui questa comunità continua a lavorare e lavoreremo anche per onorare la sua memoria. L'ex presidente della regione Mario Oliverio torna in campo e lancia la sua fondazione. Vediamo. Il Sud e la Calabria in primis al centro dell'attenzione della Fondazione Europa Mezzogiorno Mediterraneo. Mario Oliverio con l'occasione si riprende la scena. Per fare politica, dice l'ex governatore, non si deve per forza avere un ruolo istituzionale e si fa promotore di un dibattito. Una iniziativa, in una funzione, in un impegno teso ad alimentare una discussione, ad impedire che un patrimonio che è quello della sinistra sia cancellato. Il Sud merita di più, dice Oliverio, anche alla luce dei fondi in arrivo per l'emergenza coronavirus. Non c'è dubbio che questa pandemia evidenzia la necessità di rivedere l'assetto dello sviluppo, la qualità dello sviluppo. Nei prossimi mesi, nei prossimi anni verrà al nostro Paese attraverso il Recovery Fund e il MES un volume di risorse pari a 350-360 miliardi di euro. Un volume di risorse che vale più di qualche finanziaria. Nessuno spirito di rivincita nelle mie azioni, dice Oliverio, che non commenta la scelta di Pippo Callipo di volersi dimettere. Non voglio, come dire, in questa sede commentare le decisioni di Callipo, che naturalmente le avrà assunte perché avrà avuto delle ragioni per assumerle. E se Oliverio giudica positivamente le mosse fatte dal governo regionale per affrontare la pandemia, sferza però il centro-sinistra a non rassegnarsi e ad essere propositivo. Noi dobbiamo combattere il sentimento della rassegnazione, del fatto che non c'è niente da fare. A quasi 7 mesi dall'arresto avvenuto il 19 dicembre scorso nell'ambito dell'operazione Rinascita Scott, Gianluca Callipo, ex sindaco di Pizzo, torna in libertà. La sesta sezione della Corte di Cassazione ha infatti annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, accogliendo il ricorso presentato dai suoi avvocati. Vediamo. Ha lasciato il carcere di Cosenza l'ex sindaco di Pizzo Gianluca Callipo, coinvolto nell'inchiesta Rinascita Scott della DDA di Catanzaro. Le manette scattarono il 19 dicembre scorso. Oggi, a quasi 7 mesi dall'arresto, Callipo torna in libertà. La sesta sezione della Corte di Cassazione infatti ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, accogliendo il ricorso presentato dai suoi avvocati. Il procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio al Tribunale del Risame di Catanzaro del provvedimento cautelare
cautelare emesso dal GIP per entrambe le ipotesi di reato a carico di Callipo, sia concorso esterno in associazione mafiosa e abuso d'ufficio, ma i giudici, accogliendo le tesi della difesa, hanno disposto l'annullamento senza rinvio, rimettendo in libertà l'indagato che si trovava recluso nella casa circondariale di Cosenza. Secondo l'accusa, Callipo avrebbe contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento del locale di 'ndrangheta di San Gregorio, Fiere Razionale Gasparro e dell'Andrina di Pizzo. Avevano allestito una sorta di bunker sotterraneo per coltivare marijuana. Per questo padre e figlio, 62 e 33 anni, sono stati arrestati nel Reggino. Vediamo. Una coltivazione di marijuana diversa dalle altre che solitamente in questo periodo vengono scoperte, infatti quella rinvenuta in una proprietà rurale di Taurianova dai carabinieri della locale compagnia della stazione di San Martino di Taurianova e dai loro colleghi cacciatori dello squadrone riportato di Vibo Valencia, aveva la particolarità di essere circondata da muri perimetrali e da un professionale sistema di videosorveglianza. La gestione della piantagione era di Marco Recupero, 33 anni, pluripregiudicato di Taurianova, e del padre Salvatore, 62 anni. I carabinieri li hanno arrestati con l'accusa di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Nella proprietà rurale, oltre a varie piante come marijuana essiccata, 2 piante di cannabis di 80 cm e vari strumenti di lavoro, i militari hanno anche trovato 49 piantine. La piantagione disponeva di impianti sofisticati, uno di ventilazione, uno di illuminazione, uno di aerazione, l'altro di irrigamento automatico, nonché costosi dispositivi di temporizzazione. Da una successiva perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno anche scoperto che l'allaccio all'energia nella casa di Salvatore Recupero era abusivo e lo stesso avveniva nella panetteria a lui riconducibile. Per questo motivo è anche scattata la denuncia per allaccio abusivo di energia elettrica. Lo shock provocato dalla pandemia apre nuove prospettive di arricchimento per le mafie e l'allarme lanciato dalla Direzione Investigativa Antimafia nel rapporto semestrale inviato al Parlamento. Vediamo. La crisi economica provocata dalla pandemia di coronavirus può aprire alle mafie prospettive di arricchimento ed espansione paragonabili a ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post-bellico, e l'allarme lanciato dalla DIA è contenuto nella relazione semestrale inviata al Parlamento. Un intero capitolo è dedicato proprio all'emergenza Covid. Sono 2 gli scenari prospettati dalla DIA, uno di breve periodo in cui le organizzazioni punteranno a consolidare il proprio consenso sociale attraverso forme di assistenzialismo anche con l'elargizione di prestiti di denaro, e uno di medio-lungo periodo in cui le mafie, in particolare l''ndrangheta, vorranno ancora più stressare il loro ruolo di player affidabili e efficaci anche su scala globale, mettendo le mani anche su aziende di medie e grandi dimensioni in crisi di liquidità. Ma non è l'unico argomento affrontato dagli analisti della Direzione Investigativa Antimafia, che nella relazione si soffermano anche sullo scioglimento dei comuni, sulle infiltrazioni mafiose nella sanità, sui guadagni dei giochi per la criminalità organizzata, sulla scarcerazione dei boss. In particolare la Calabria è al primo posto per enti locali sciolti per mafia, 25 su 51 enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose in Italia, un numero che non è mai stato così alto dal 1991, anno di introduzione della normativa sullo scioglimento per mafia degli enti locali. L'infiltrazione si conferma come irrinunciabile per le organizzazioni criminali, perché attraverso i funzionari pubblici le cosche riescono a mettere le mani sulle risorse della pubblica amministrazione, e perché consente loro di rendersi irriconoscibili, di mimetizzare la loro natura mafiosa, riuscendo addirittura a farsi apprezzare per affidabilità imprenditoriale. Ci spostiamo a Celico, siamo nella presila cosentina dove il sindaco si è dimesso. Secondo quanto si è appreso c'è una denuncia di un imprenditore che ha fatto scattare le indagini della Guardia di Finanza. Vediamo. Si è dimesso il sindaco di Celico Antonio Falcone. Nella missiva protocollata in municipio l'ormai ex primo cittadino precisa che si tratta di un atto dovuto per, scrive, opportunità personali. Falcone era al suo secondo mandato e la decisione di lasciare il comune ha colto la cittadina presilana di sorpresa. Sulla vicenda trapelano poche notizie. Sarebbe stata la denuncia presentata da un imprenditore nei confronti dell'amministratore
a far scattare le indagini della Guardia di Finanza, di conseguenza il provvedimento delle dimissioni. La maggioranza, in una lettera di solidarietà al sindaco, ne evidenzia le qualità umane e morali. Antonio Falcone ha 20 giorni di tempo per ritirare le dimissioni, in caso contrario Celico in primavera voterà per le amministrative. Una buona notizia dall'ospedale di Cosenza, dove è stato effettuato un espianto multiorgano che ha dato la possibilità di trapianto e dunque di vita a tante persone. Vediamo. Espianto multiorgano a Cosenza, donati cuore, fegato, reni e cornee, trapiantato nell'ospedale Bruzio uno dei 2 reni. La donatrice è una donna di 54 anni, deceduta a causa di una emorragia cerebrale e ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'Annunziata. Gli organi sono stati prelevati da 4 distinte equip chirurgiche. Il fegato e il cuore sono stati successivamente trapiantati nel Policlinico Umberto I di Roma e nel Policlinico Universitario di Siena. I reni, il cui prelievo è stato eseguito dall'equipe chirurgica guidata dal dottor Sebastiano Vaccarisi, sono stati donati rispettivamente uno a Padova, dove vi era un'emergenza nazionale, e l'altro all'Annunziata di Cosenza. Le cornee, prelevate dal responsabile della banca occhi dell'Annunziata, il dottor Giuseppe Calabrò, sono state processate e conservate nella banca stessa in attesa di essere distribuite per trapianto corneale. La complessa operazione del prelievo multiorgano, coordinata nell'ospedale cosentino dalla dottoressa Maria Vigna in sinergia con il Centro Regionale Trapianti, è stata resa possibile grazie alla generosità e sensibilità dei parenti della donna che, racconta la dottoressa Vigna, hanno manifestato in autonomia la volontà di donare gli organi della congiunta. Da una tragedia è rinata la speranza per tante persone, un gesto d'amore verso la vita. Purtroppo non è sempre così, sottolineano in ospedale. Nel 2020 ad oggi, infatti, su 12 accertamenti di morte con criteri neurologici, solo 4 famiglie sono state favorevoli alla donazione degli organi. A Villarendano adesso quindi restiamo a Cosenza per un incontro tra il mondo dell'enogastronomia e la politica. Per questo l'obiettivo marciare insieme nella stessa direzione. Vediamo. Gli imprenditori enologici e dell'agroalimentare incontrano la politica regionale a Villarendano, a Cosenza. Ascoltiamo le terre di Cosenza è un incontro voluto proprio dal consorzio del DOC Cosentino, che propone i suoi vini come volano per il rilancio dell'enogastronomia e del turismo. Devo dire che l'assessore all'agricoltura in questa prima fase ha capito che si dialoga non con la singola azienda ma con i consorzi, con le istituzioni preposte a questo, quindi ogni passo che sta facendo per avere un aiuto alle aziende vitivinicole viene concordato con i presidenti dei consorzi e viene anticipato ai presidenti del consorzio, un'ottima cosa perché è una novità questa per noi. L'assessore all'agricoltura ribadisce il suo impegno. Questo è un settore al quale teniamo molto, è un settore per il quale io sono tifoso particolare, perché è un settore nel quale sono stati fatti tanti sforzi importanti in questi anni che noi supporteremo e aiuteremo in tutti i modi. Lo stiamo già facendo in questo momento di crisi, sia con una serie di misure messe in campo come la vendemmia verde, il sostegno alla vendemmia selettiva, una misura Covid che metteremo in campo e tanto altro se necessario, perché questo è un sistema che va sicuramente supportato come marcatore identitario della nostra regione. Agricoltura e turismo adesso viaggiano assieme e la direzione ci sembra quella giusta. C'è questa percezione purtroppo legata alla politica, molto spesso insomma a noi che la Calabria non cambia mai, invece la Calabria è cambiata tanto in questi anni, i produttori di vini e i vari consorzi di tutela di diverse produzioni, insomma, si pensa alla cipolla rossa di Tropea ma anche e soprattutto ai vini, hanno fatto passi da giganti grazie a imprenditori che hanno fatto importanti investimenti. La testimonianza di una giornata come quella di oggi va anche in questa direzione. Ora il nostro consueto appuntamento con la borsa. Finale contrastato per gli eurolistini.
Nel complesso prevale la cautela al termine di una settimana in cui l'ottimismo per i progressi nella creazione di un vaccino contro il Covid-19 si è scontrato con la continua diffusione della pandemia e le perplessità sul ritmo di ripresa dell'economia. In Europa riflettori puntati sul vertice del Consiglio europeo, nel quale si cerca un'intesa sugli aiuti ai paesi colpiti dalla pandemia. Tuttavia il cancelliere tedesco Angela Merkel ha già affermato che sarà difficile giungere in questa riunione ad un accordo sul pacchetto da 750 miliardi, viste le divergenze tra gli Stati membri. Intanto le nuove stime della BCE prevedono che il PIL dell'Eurozona si contragga dell'8,3% nel 2020, per poi risalire al 5,7% nel 2021 e del 2,4% nel 2022, mentre i dati di giugno sull'inflazione hanno confermato le attese, più 0,3% sia su base mensile sia annua. Il FTSE MIB e il DAX di Francoforte terminano lievemente positivi a più 0,3%, in ordine sparso il FTSE 100 di Londra a più 0,6%, il CAC 40 di Parigi a meno 0,3%, l'Ibex 35 di Madrid a meno 0,6%. Oltreoceano andamento poco mosso per il Dow Jones a meno 0,2%, l'S&P 500 a più 0,1% e il Nasdaq sempre a più 0,1%. Sul Forex l'euro-dollaro risale a 1,143, mentre il cambio tra biglietto verde e yen si attesta in lieve ribasso a 107,1. Tra le materie prime arretrano le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 0,8% a 43,0 dollari e il WTI a meno 0,7% a 40,5 dollari al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP-Bund si riduce a 162 punti base, con il rendimento del decennale all'1,17%. Tornando a Piazza Affari, gli acquisti premiano STM a più 3%, che nel frattempo ha annunciato 2 acquisizioni per rafforzare la connettività wireless dei microcontrollori. Bene anche Italgas a più 1,6% e Ubi a più 1,5%, mentre CNH a meno 2% resta in coda al FTSE MIB. Grazie e buon proseguimento di serata! Chiudiamo con le previsioni del tempo. Correnti più fresche ed umide nelle prossime ore favoriranno un aumento dell'instabilità, specie nella giornata di sabato. Domani generalmente poco nuvoloso, ma con temporanei annuvolamenti più consistenti, associati a rovesci sparsi, localmente anche a carattere temporalesco. Temperature in lieve calo e sotto le medie del periodo. Passiamo a mari e venti. Domani il Tirreno risulterà poco mosso, a tratti mosso, lo Ionio calmo o a tratti poco mosso, venti deboli di direzione variabile. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava in messa in onda, a Giuseppe Costanzo, vi auguriamo un buon proseguimento.